amici che ci seguite, siamo in viaggio a vedere la famosissima, chi non la conosce, la Villa Pisani. Villa Pisani, bellissima villa. Dentro qui c'è ancora, si può vedere, dopo vedremo, il letto di Napoleone Bonaparte. Siamo casa di Napoleone Bonaparte, quindi hai capito? Sì. Cioè, e qua praticamente faceva, no? Sì. Quindi basta. Il soldato che scuoteva la testa. Quindi seguiteci. Quindi devo non andare. ne nacque nulla. Devi già Devo andare farci, ci perché lascia così. ho gente che... Amici follower, ma soprattutto Amici, che ci seguite, siamo in viaggio, stranamente, ma siamo in viaggio. stiamo andando dove? Noi stiamo andando a Stra a vedere la famosissima, chi non la conosce, La Villa Pisani. Villa Pisani, bellissima villa di Pisani, c'è uno che abitava a Pisa, perché lui, sapete la storia, ve la racconto? Ce la racconta. Allora, Pisani era uno di Pisa, infatti la parola Pisani deriva da quello. Era un personaggio molto storto, andava via proprio, infatti da lì poi il nome della torre di Pisa, vi spiegherò quando andremo a Pisa, perché prossimamente Andremo anche là. andremo anche a Pisa, perché Attenzione che stanno suonando. stiamo guidando, quindi sempre prudente, casco allacciato, cinture sempre pronte, no? Mi sa che non ho fatto la tesi su Villa Pisani. No, però andiamo a visitare. Andiamo? Andiamo. Andiamo, seguiteci, a dopo. Ciao. Ciao! Questa villa qua è stata anche, diciamo, casa di Napoleone Bonaparte. Narrano che abbia lasciato anche il letto. Anche D'Annunzio. D'Annunzio ha dormito nel letto di Napoleone, lo scopriremo solo andando lì. Quindi seguiteci, a dopo per la storia. Eccoci amici follower. Eccoci di nuovo qua con voi, amici. amici e follower che sono numerosi come sempre. Tanto volevo dire una cosa, siamo Perché aumentati siamo ora di follower, per noi è come avere un ottimo traguardo. miliardi di follower. Quindi vi ringraziamo per questo. Di iscriversi al canale, mettere mi piace, attivate la campanellina, adesso ci stirano perché siamo un po' in mezzo alla strada e niente, vediamo. stiamo andando, come abbiamo detto prima, al Villa Pisani, che è una villa antichissima veneta, che dal 1700 circa è stata ristrutturata e resa la villa che è adesso. Villa di Pisani, che erano dei proprietari terrieri e poi hanno perso tutto il gioco. Hanno costruito sta villa, tutto. Sono diventati anche persone importanti perché facevano parte anche della Repubblica Veneta. Poi ad una caduta della Repubblica Veneta, quando è stata annessa al Regno d'Italia, i Savoia si sono apprimpocuati di tutto, ma prima ancora loro l'avevano già persa e venduta a Napoleone Bonaparte per via del gioco, che si narra che loro giocassero d'azzardo e quindi avevano perso tutto. Quindi avevano venduto la villa per 1 milione e rotti di lire venete a Napoleone Bonaparte, dove fece la sua dimora. Esatto. Dentro qui c'è ancora, si può vedere, dopo vedremo, il letto di Napoleone Bonaparte. Qui alla vostra sinistra ci sono già le mura della villa, quindi vedete, alla mia anzi sinistra ci sono le mura e stiamo entrando, stiamo cercando più che altro un'entrata, se la troviamo. A dopo. Ciao! Some girls feel best in the tiny dresses. Some girls, nothing but sweatpants, looking like a princess. Some girls kiss new lips every single night. They're staying out late cause they just celebrating life. You know, some days you feel so good in your own skin, but it's okay if you wanna change the body that you came in. Cause you look greatest when you feel like a damn queen. We're all just playing a game in a way, trying to win that life. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Most girls are fighting back every day. No two are the same. I wanna be like most girls. I wanna be like
veramente vale la pena proprio di venire a visitare. Era praticamente famosissimo Cosa? questo, sì, Famoso. famosissimo, quindi hai capito? Sì. Cioè, e qua praticamente faceva, no? Sì. Quindi basta. Own skin, but it's okay if you wanna change the body that you came in. 'Cause you look greatest when you feel like a damn queen. We're all just playing a game in a way, trying to win that life. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Most girls are fighting back every day. No two are the same. I wanna be like most girls. I wanna be like most girls. I wanna be like I wanna be like most girls. Most girls wanna be most girls are fighting back every day. No two are the same. I wanna be like most girls. I wanna be like most girls. I wanna be like I wanna be like cioè con lo scarpello e il martello piccolo dell'epoca, una statua del genere, cioè una cosa incredibile, una cosa stratosferica. Oh, non riesco a capacitarmene, non riesco proprio. Boh. Amici follower, qua ci avevano invitato stasera a mangiare, ma avevamo già un impegno, andiamo in un ristorantino doc stasera. Allora cosa ne pensa? Mai stato, c'era parecchia roba vecchia da buttare via, 1700, quindi roba vecchia, bisognava andare a Ikea a rimodernizzare un pochettino le sale, ma a parte gli scherzi molto molto bella veramente, mi è piaciuto parecchio. A mantenerla poi sta villa, perché Pisani era carico di grano, perché per mantenere questa villa qua insomma ce ne voleva di servitù, di gente. Ha fatto un certo effetto entrare dentro la stanza dove Hitler e Benito Mussolini nel 1934 si sono incontrati per la prima volta, quindi un pezzo di storia, no? Molto molto bella, enorme,
non ero mai stato e vale la pena venire a vedere questa villa qua, Villa Pisani, bella. Amici, guardate l'effetto dell'epoca dello scultore. Praticamente voleva rappresentare il soldato che scuoteva la testa, che guardate come è riuscito a fare questa impressione con le 3 facce, 1, 2, 3. E vedi lui il fermo sta scuotendo la testa. Veniva fuori così. Incredibile, all'epoca queste tecniche balorditive. Buonasera a tutti, siamo in compagnia del famoso villologo, esperto di ville, e oggi ci troviamo dove per l'esattezza? Oggi siamo, tanto buonasera, Buonasera. buongiorno, buonasera. Nessuno voleva mancare di rispetto. Sì, al nostro affezionato pubblico. Oggi abbiamo il piacere di essere in una villa, a Villa Pisani. Villa Pisani pressappoco restaurata e messa come l'avete potuta vedere intorno al 1700. Questa villa ha un passato storico, molto storico, perché la villa ci ha abitato Napoleone, quindi, cioè non uno qualunque, ma Napoleone Bonaparte. Proprio lui. Lui e Bonaparte dei suoi, diciamo, familiari, Ok. non tutti, Bonaparte. Bonaparte. Sì, quindi siamo in presenza di una villa importante, una villa veneta, Dove si trova? Scusi esattamente. in Veneto. In Veneto. Sì, Astra, Per Astra, questo Astra è una piccola cittadina vicino Venezia. La peculiarità di questa villa era che qui si facevano dei gran festoni, si può dire all'epoca buello, scusi la terminologia. Questo termine c'è nuovo. Cioè, come possiamo contemplare questa parola nei giorni nostri? Dei festini dove... Etimologie. Sì, dei festini dove la gente si divertiva, lei faccia finta di avere delle feste di palazzo, diciamo, dove erano tutti vestiti, no? Ma Con le cosa maschere, girava all'epoca? cocaina, Proprio cocaina, pura? cocaina, Ah, hashish, quindi già allora. sì, girava cocaina, hashish, Sì. marijuana, Ah. anfetamine, Questi davano da fare, sì, questi sì, nostri. attorno al 1700, 1750. Bonapartini. Sì, erano, e tutti quanti, no, non tutti perché non facciamo di tutta un'erba un fascio. Perché mi ride così? No, scusi, Ah, no. no, di tutto vado via, se no, No, cioè, non è scusi, che ha sono qua ragione, per voi, chiedo è un perdono. piacere. No, facciamo di tutta un'erba un fascio e Bonaparte faceva questo servizio qua. Uso. Sì. E ci può spiegare un attimo la villa quante stanze aveva? La villa ha ancora, perché aveva, lei mi parla al passato, Sì. quando invece la villa è ancora nel tutto il suo splendore, la villa ha parecchie stanze, sì. Quanto? Parliamo di un 163, 180, mi dicono che sono aumentate, sì, ok. sì, perché hanno fatto il 110%, anche loro hanno aumentato. Sì. E ogni stanza, diciamo, ha delle finestre, delle porte e degli arredi. Addirittura. Sì. E la più famosa è dove c'è il letto di Napoleone Bonaparte, che, mi scusi, ma la storia narra che dormiva non tutto nel letto, ma Bonaparte teneva giù le gambe dal letto. Ok. Abbiamo visto anche una stanza in cui si incontrarono addirittura Hitler e Mussolini. Sì, Non erano nel lontano 1934. nel 34 e mezzo, perché era verso giugno, Ok. si incontrarono Mussolini e Hitler e anche E lì cosa si dissero in questa occasione? la storia narra che non si capirono, Non perché si lui capirono. parlava tedesco Ah. invece Mussolini italiano. Ho capito. Quindi Devo non andare. ne nacque nulla. Deve già Devo andare, andare se ci perché lascia così. ho gente che... Arrivederci. Ancora in compagnia del nostro famoso villologo che ci No, deve presentare. no, scusi, no. Scusi, com'era? Io sono lo scrittore, Ah, ok, perché diventa anche scrittore. uno scrittore quando- famoso, sì, Orsetti. E quindi Orsetti ci presenta Ho fatto il mio nuovo libro, edizione. sì, nuovo libro. Ci dica. Lo presento, è un libro di storia interessante e vi invito anche a comprarlo, è il mio nuovo bestseller, Lancerotto, il ritorno di un protagonista. Ma Compratelo, non è Lancillo? è la nuova versione questa qui, degli anni nostri, Lancerotto. Beh, ma dopo diverse battaglie forse si è rotto. Ha lasciato un po' il cenno, diciamo, storico, si è spezzato. Ma leggete il E libro, quindi non Lancerotto vi racconto magari niente, no. spezzato le gambe. Esatto. Arrivederci. Amici follower, ma soprattutto Amici follower. anche per oggi. Oggi abbiamo dato, come si dice, non so se vi abbiamo fatto ridere, se abbiamo fatto un po' Diciamo di che storia. abbiamo fatto un po' di storia, Esatto. abbiamo avuto anche un tuttologo, Sì, un sì. grande maestro Grande dottor Orsetti, che ci ha raccontato un po', illustrato la storia Esatto. della villa. Diciamo che noi ci divertiamo così, se Sì. vi piace seguiteci
iscrivetevi, attivate la campanella. e noi saremo lieti di fare sempre queste piccole stronzate per farvi divertire, insomma, per divertirci soprattutto noi, che alla fine arriviamo a casa che abbiamo i crampi allo stomaco. Per oggi è tutto. ci vediamo alla prossima escursione, gita, viaggio, Vediamo quello quello che viene. quello che viene. Ok, ciao, alla Ciao. prossima. Ciao ragazzi.